non si contavano più. Le fantastiche che ha cominciato questa guerra ogni minuto su botte e vampe, palazzi che carono in terra come niente e serene che ti spuntano a ricchi. In Tanagnone dell'antico quartiere della Ibegheria ci siamo un cristiano, solo come un grande. Dice, lo chiamavano tutti. Era un cristiano buono, pazzo e arrangiato. Dice, ma già si sta nata! Ci abbandonavano i cristiani del quartiere per sfottire. E tu sei arrangiato. Non aveva manco i piccioli per piangere. Il 5 aprile del 1943 però, dice, fu fortunato. Questa fu l'unica volta nella sua vita. Era solo per i piedi ne vennero un pubblico e aveva bevuto assai, come al solito. Ma questa volta non ci salvò la vita. Il 5 aprile del 1943 una squadra d'apparecchi inglese aveva chiccato bombe contro qualche postazione nemica. Ma dicono che sbagliare era scuro. E che bombe scassarono tutta la chiesa di San Salvatore, ma soprattutto il canotterra mensa in Belgheria. Che era giro. Un ospedale di San Salvatore, con tutti i cristiani di Vince. Assai innamorano da notare. Quando tornò nella sua zona c'è un giovane più a sua casa. Un tetto aveva caduto rincia da cucina ad un nido mangiava il tuo inviato. Però tutta scomparata, chi da sempre alla sua casa ieri. E poi io subito per controllare la sua cascettietta e se c'era tutto mangiare ancora da. E fu tornato lo vuoi. Era ancora tutto da. Su cui con una ballata rutta, c'avevo gli sitte sul protetto con ceracchione. E sato un mescito. A noi c'era la prima mattina, era fuente, un figlio di 6 mattinate in aprile si faceva niente. Vicese suo figlio, ancora mezzo meaco, e con una famiglia muore. La prima cascettietta e bitte che ci mancava un pezzo di pane. Voi notizie sono io, siete soldati, che avete mangiato pure un mangiare di povere meschinazze. I soldati ci avessero sparato dai sisi, però lo lasciarono lì. Intanto passò il tempo e arrivò il 9 maggio del 1943. È nata più un'ivora per tutta la città di Paniere. 111 apparecchi americani, caro esattamente 115 tonnellate di bombe in capacità. Avevano appiccato solo un porto e la stazione di Italiane. Ma sbagliarono pure io, come inglese. E scassarono mezza città, ammazzando 373 cristiani innocenti. Invece non ce n'è più. Ci mancava sempre più mangiare dalla sua cascettietta e i bombe avevano ammazzato troppi cristiani. Come ho visto un soldato pigliò un balatone di cionchio mo. Ma c'era Dio, uno pigliò e fu arrestato. Mi sciorò una settimana e per bene se ne tornò alla sua casa che era sempre la stessa. Rutta era prima e Rutta era ora. E questa volta però il cucciolo laggiù. Però non era né un soldato e manco un cristiano. Era un suiccio bello rosso, lianto, i baffoni bianchi. E c'era un diavolo che per scafazzarlo, ma lo suiccio da noi ci parlò. Figlia, per scafazzo uno vede che sogna un suiccio vecchio e scianche. Un suiccio che parla! Disse dice mentre si allontanava scantare. Un suiccio ci spiegò che un sino non papile, io ero un suiccio in mare. Facciamo alle cantine all'ospedale di San Saverio e campava le Skype. Ma come arrivare i bombi, io si sai boh, perché era da sotto, nelle cantine, mentre tanti cristiani avevano restato annagliati. Tanti cristiani avevano fatto la fine con lo suiccio. E all'improvviso, in mezzo a tutto un film, lo suiccio c'è una voce. Questo suiccio è... A me voce la voce di tutti i cristiani che accamparemmo un'ipere mai nudo. E tutti che erano suicci senza manco essere in mano. E di quando il caro in terra ospedale io non solo hai la voce, ma io pure lui mi ricordo dei cristiani. E pure la fame dei cristiani ci sta dicendo, mangi tutto una mangiare. E che vai a fare Gesù? Sono fatto vecchio, mica non può mentezza tutta innata se ciò mi mangiare mangio. Dicevo capivo, erano due poveri disgraziati.
Su qui con naso balata, ci dice signore su c'era a chiarare, c'era a giacca, e lo fece con me chiaro. So ci resta piacere. Ma io ti raccontare i segni. Davvero tutto verso il cielo con qualche nuvola è stato un misciero. Arrivò il 30 giugno e nel frattempo l'apparecchio americano arrivava a rere in la città. Ha cominciato a suonare sirena a tutti i bagni. Dicevano su ci scappare per stare a cattedrale. Un tempo di trasere i boom a cominciare a carere. Ne ammazzarono una voce 84 dannata. Dicevano su allora se ne tornano a casa che per fortuna era ancora da ballata a sciera. Scantati i sangue, si quiccarono un capo a ballata. O successe, ci mise la doppietta e ci contò che senza avere un cristiano non capivo il pericolo e poi qualche cara sarà la finestra. Ma i boom e le alleate furono più veloci e morì. Sovic, che malavita. Aiutami a contare i stili che così non suoniamo e che cosa bella. E noi quel campo. Nel frattempo aveva venuta la guerra e poi la ricostruzione. I politicanti della nuova Repubblica Italiana si presentare alla begheria. Votatemi che mi facevi cose nuove! E quando ti facete queste cose nuove? Subito! Appena chiariamo! E acchiariamo. Però nel frattempo avevano passato una voce 20 anni. Imparemmo a cominciare sacchi e sacchi di piedi, ma i cristiani di quartieri storici. Un calcioniere. Sui c'era e sui c'era riserva. I mura rotte, i tetti in terra, i cristiani in mezzo a strada. Dice, vuoi vedere che tutto il sonfenno si chiamano fra qualche 40 anni e ci resta lo suici. E lo suici era scritto e aveva ragione. Dice, lo suici oramai erano vecchiariette, però si facevano sempre compagnia. Un parigino smenzato, un po' di racina pigliata a mezzo scaletta, lo scaro, a che in scuola, sempre così. Una notte, con tanti sedi in cielo, dice lo suici si quiccarono una sola tabalata. Dice ci contava un suici che se volevano suonare da mangiare su un bello piatto di pasta che tenne a Roma, così me lo si saziavano suonando. Ma su c'è, stavolta non ci parlava più. Dice un chiamò, un toccò, e poi capiva. Aveva venuto un tempo lo suici. Si abbracciò, dice, sullo scencio poi il piede. E come ogni sera i solo occhi per tagliare dei sed, con talle e a dove scese. Ma come cominciò a tagliare, il sed sa cominciare a sotare, una a una. Insieme a quando non ha reso un scuro più scuro che accenna il suo mondo. E come sa sotto l'ultima il sed, in capo a da balata rutta, sai sotto bruciare. Grazie. Questa cosa la devo riprendere. Mi ha dato bestiale, grazie Luciano. Non avete idea di quanto sia felice in questo momento.